Duro qui Gioele Romeo. Poi attenzione qui, errore della difesa del Veneto. Chiari prova a incrociare di Finlater. Atleta Ternatus, la palla rimane in campo, attenzione, col numero 2 prova a segnare, poi arriva il gol di Dal Cortivo e l'1-0 del Bolzano, meritato per quello che abbiamo visto. Attenzione, qui è uno schema col numero 18, il numero 18 lancia in avanti, troppa fretta però, bene Schenal. Furlan col sinistro, si è ripreso dopo il problema braccio, calcia col sinistro, ci si è superato con la bellezza di 50 gol. E attenzione, la palla ancora per Chiari che ce l'ha sul destro, cerca il passaggio, Lini lo serve, attenzione a Furlan che col destro prova a servire Ceccato, Sampelice ad anticipare il numero 7, la palla rimane lì, Ceccato in mezzo, la difesa l'anticipa, ancora la palla è lì, Chiari, il rimpallo e poi incredibile, incredibile, gol del pareggio. La palla in mezzo! Svetta più in alto di tutti, Presotto, e stavolta sì, c'era andato vicinissimo prima, adesso ha trovato il gol del pareggio del Veneto. Mreola a battere col suo sinistro, la palla in mezzo, Presotto ci è andato vicinissimo, la palla è lì! Felici! Si supera ancora una volta Felici, San Felici, scusate. Davvero, stessa Sgro. Il lancio in avanti, l'arbitro dice che va bene così. Finisce 1-1 questa prima sfida del girone B Under 15.